Più che diciamo, la botta in testa e il dolore che ho provato, che a un certo punto ho visto nero e ho detto, ho temuto di aver perso la vista, di aver riportato una frattura. E più che altro è l'indignazione per essere stato aggredito in maniera del tutto inspiegabile. Cioè io ero con i miei due cani, ho superato questa soglia, questo uscio in via Cornarotta, sono stato a un certo punto superato da un signore in bicicletta che mi ha sbarrato la strada senza neanche guardarmi, guardava da un'altra parte, ha detto guardi che i suoi cani hanno urinato davanti alla mia porta. Ho detto scusi, mi scuso, non me ne sono accorto ed è la verità. Scusatomi con questo signore, ho fatto i 3 metri che mi separavano dal suo portone, ho spruzzato l'acqua come prevede il regolamento comunale di Treviso e improvvisamente di fianco, quindi senza neanche che io potessi in qualche modo reagire, quest'uomo mi ha preso e mi ha schiantato contro il muro spingendomi con la testa. Cioè, ho preso una botta da restare tramortito, per cui gli ho chiesto, quando sono tornato in me, ho detto, ma scusi, ma cosa ho fatto di male? Ho rimediato un errore, è una violenza gratuita e improvvisa, non può finire a taralluce e vino questa vicenda, perché sarebbe completamente incoerente con quello che è il nostro lavoro e con le cose che normalmente diciamo in questi casi. Ripeto, il mio è un caso ridicolo rispetto a fatti che purtroppo dobbiamo raccontare di cronaca nera, raccapriccianti, però è pur sempre l'aggressione a una persona inerme. Io ho accettato il tuo invito stasera soprattutto per ringraziare tutti coloro che mi hanno mandato messaggi di grande affetto, di solidarietà, e davvero sono rimasto sorpreso.